Ascoltate un'altra parabola tradotta in vernacolo napoletano dall'amico Giovanni Oliva. Le 10 Vergini, tratta dal Vangelo di Matteo. O regnere i cieli rassomiglia a 10 guaglione vergine che è trascunda o sposa e ognuno di loro teneva in mano una lucerna. Ma 5 sti guaglioni erano accorti, invece là di 5 erano mezzo abbonati. E prima, insieme a lucerna, si portavano a presa pure una tuppa gruglia rindeva 7, e secondo no. Succedette che lo sposo tricava e perciò i guaglioni si addormettero. A mezzanotte arriva lo sposo e i guaglioni si sussettero e a preparare in lucerna, ma che la meno accorta avettero a accattare la toglia per appiccellare. Mentre erano a fare sto servizio, quella che teneva in lucerna già pronta, trasettero insieme lo sposo, in la sala del banchetto, e la porta venette in giusto. Quando arrivavano là di 5 guaglioni, cominciavano a pregare lo sposo perché la rapuresse. Ma che la ricetta? A voi non vi conosco, io te venno. State perciò sempre pronti, perché non sapete né il giorno né l'ora che il Signore vi chiamerà. 10 verginelle tutte insieme, nascero sposi e trascundà, urtavano ognuna una lanterna, perché avevano allumma. Tra loro 5 erano assai corte, e la di 5 non l'erano per niente. Che succedette mo va già conta. A mezzanotte sposa arriverà, e solo chi è pronto qui si trasarrà. A luce da lanterna non sa da mai studiare, se no voglio vita vuoi accattare. Stata perciò sempre assai scetata, non vo perdite chi sta appuntamento. Facite con Signore quando viene, vi trova sempre pronta questa festa a fare. A mezzanotte sposa arriverà, e solo chi è pronto qui si trasarrà. A luce da lanterna non sa da mai studiare, se no voglio vita vuoi accattare. Stata perciò sempre assai scetata, non vo perdite chi sta appuntamento. Facite con Signore quando viene,
vi trova sempre pronta qui sa festa a fare. Facite con signore quando viene, trova sempre pronta qui sa festa a fare.